della formazione del Villorba con 5 reti. Il tabellino presenta la Pavan e la Rossi, con 4 la Peron, che oggi anche torna a calcare il manto erboso del Paolo Barison, e poi con 3 reti Ghezze e Pistis, il trequartista della formazione giallo-blu. Il Mitici invece si presenta con il centravanti Giovanna Lucca con 6 reti, la Foltran con 4 e la De Martin con 2, quindi il fronte offensivo del Mitici Villanova sicuramente molto solido e forte sul lato del centro-sinistra. Andiamo anche alle curiosità di questa partita, perché Mitici e Villorba si sono incontrate per ben 4 volte e il Mitici ha vinto una volta con 3 pareggi e nessuna sconfitta. I precedenti risalgono al 29 settembre 2019 con Mitici Villorba 3-2 e il 1 dicembre 2019 il return match Villorba Mitici 1-1. In questo mini torneo di primavera invece le due contendenti si sono divise 2 pareggi, a Villorba Mitici 1-1 e Mitici Villorba nella gara di ritorno lo 0-0, risultato in bianco tra le due formazioni. Da registrare anche che nel corso del campionato di primavera il Villorba ha fatto registrare ben 7 gare senza subire gol, mentre 4 sono gli impegni del Mitici Villanova, che non ha subito gol in queste circostanze. L'attacco è molto prolifico, riguarda i 25 gol realizzati dal Villorba e i 4 subiti, mentre l'attacco del Mitici Villanova registra 21 gol fatti e 8 subiti. Nota di rilievo anche di questa partita vale per una curiosità statistica che coinvolge il portiere manente del Villorba, che nel corso di questo torneo ha avuto il merito di conquistarsi l'attenzione con 577 minuti di imbattibilità, un'imbattibilità poi frenata dalla Virtus di Padova. È un campionato, un'eccellenza, come dicevamo, molto combattuto. Si sono registrati in questo torneo, il picco massimo è di 124 gol nelle 30 gare, una media di 4 gol a partita. 4 sono i poker per 6-0, la partita che ha visto il maggior numero di reti è Cheralpien-Belluno Alba Borgo Roma, finita 1-14. Per quanto riguarda invece le gare esterne, l'andata ha fatto registrare 5 vittorie, il girone di ritorno ne ha fatto registrare 9. Un'eccellenza regionale che il Consiglio direttivo della FIGC ha ratificato nel luglio del 2018, ridisegnando le gerarchie e la grafica e la griglia del campionato nazionale con la Serie C, mandando in pensione la A2. E quindi questo torneo di eccellenza regionale è il 4º torneo nazionale. Da questa piramide possiamo assumere che il torneo di eccellenza vale quanto una Serie D paragonata al calcio maschile. Per quanto riguarda invece il torneo, partito l'11 aprile, ha visto ben 6 formazioni al via: il Mitici, il Villorba, il Cheralpien-Belluno, la Virtus Padova, l'Alba Borgorona e la Cenerentola Virtus Vispesaro, integrato al girone del Veneto. Ricordiamo anche la fase iniziale di questo torneo, che era partito nella coda dell'estate con 2 gare ufficiali, ma subito archivato per il Covid. Mitici e Prata condividevano la vetta della classifica a 6 punti, poi c'era a 3 il Gordici, il Legnago, il Villorba e l'Alba Borgo Roma. Chiudevano la classifica Virtus Padova, Cheralpien-Belluno e Maerle. Il Mitici si era presentato al campionato con 2 partite secche, 2 vittorie, una all'inglese contro l'Altivole Mater per 2-0, il 4-0 alla Maerne. Il Villorba invece aveva esordito per 6-1 contro il Maerne e poi, stoppato dal Covid, il club gialloblu ha dovuto chiudere la stagione, come lo hanno fatto tutte le squadre, ma soprattutto tutto il calcio regionale. Ricordiamo anche le sconfitte. Il Mitici si presenta a questa dal 23 maggio il 3-1 inflittogli dal Padova, mentre il Villorba non perde dal 13 giugno l'1-0 inflitto dalla Virtus. Tutto è pronto per l'ingresso in campo della terna arbitrale. Direttore di gara è il signor Remet, con il Villorba in casacca giallo-blu, che presenta manente tra i pali Rossi, Padovan, Pivetta, Bassani, Vastola,
Cochrane, Veneziani, Pistis, Sandi, Pistis e Peron. In panchina il tecnico Roberto Meneghello dispone del secondo portiere Lazzaretti, Grillo, Ianneco, Morettin, Zamberlan, Cocchetto, Guest, Granello e Tomaselli. Risponde il Mittici Villanova con Donadel tra i pali, c'è un'emergenza tra i pali per i Mittici, con il numero 2 Bertazzon, Zanoni, Rossi, Lorenzon, Torresin, Simeoni, Pillon, Luca, Foltran e De Martini. In panchina il secondo portiere Geronazzo, poi Marchesin, Gazzola, Reginato, Polese, Ceccato e Sommariva. Come detto, in campo due formazioni che hanno realizzato parecchio in questo torneo. Tutto è pronto per il calcio d'inizio, c'è il saluto verso i tifosi che hanno raggiunto la tribuna del comunale Paolo Bargion di Vittorio Veneto, mentre il direttore di gara Redved Jusufoschi nota le ultime cose in attesa che i due assistenti prendano la posizione a bordo campo per dare il via a questo spareggio che vale la Serie C. Stante la disposizione del Mittici, c'è un centro-sinistra nel fronte d'attacco che presenta la Lucca con 6 gol, Foltran con 4 e la De Martin con 2, quindi molto offensivo l'attacco e soprattutto pericoloso su questo fronte centro-sinistra del Mittici, mentre in casa Villorba da registrare che sono presenti solamente la Pista e la Peron con 7 gol partiti. Quindi andiamo subito in cronaca con la prima giocata della formazione del Villorba, palla contesa a centrocampo con la Corrame, ancora un pallone che va smistato sulla sinistra dalla Peron che apre il gioco per l'avanzata della compagna di reparto. Pallone recuperato da Rossi, verticalizza per De Martin, palla all'indietro, si cerca il fraseggio corto sullo stretto, la formazione del Mittici che poi va in fase difensiva a chiudere l'avanzata di Peron, palla che è controllata dalla difesa del Villanova. Villanova in uscita, qualche difficoltà nel far ruotare il pallone che termina in fallo laterale. C'è un tocco finale del numero 9 Sandi e quindi si va alla rimessa con le mani. Siamo sulla tre quarti in fase difensiva per il Mittici Villanova. Il pallone rinviato dalla Donadel, avanza ancora il Villorba con una palla recuperata dalla Rossi, cerca di dar ordine alla manovra, all'avanzata con questa palla verticalizzata sulla Peron che cerca spazio, subisce fallo, c'è un calcio di punizione in favore del Villorba. Remet Jusufoschi, il direttore di gara, ha interrotto il gioco decretando questo piazzato in favore del giallo-blu del Villorba. Siamo a una distanza di 22-23 metri dalla porta difesa dalla Donadel. Sul pallone il numero 5 Bassani, la giocatrice, il giocatore più esperto di questa formazione giallo-blu. Schieramento a 3 per l'opposizione al tiro del numero 5 del Villorba. Donadel piazzato sul secondo palo, parte la Bassani, tiro secco e gol, un tiro secco che si è abbassato all'ultimo secondo e ha tradito la Donadel, che è stata colta in controtempo. Si è visto subito il tiro partire molto basso e diretto, sceso proprio all'ultimo secondo davanti alle mani e ai guantoni della Donadel, che nulla ha potuto. Donadel che ha visto anche all'ultimo la traiettoria e il Villorba è pervenuto al vantaggio. Quinto di gioco, Villorba 1, Mittici 0. Ha subito messo sui binari a proprio favore la partita la formazione di Roberto Meneghello,
Intanto prova l'affondo ancora il Mittici, primo attacco laterale da parte dell'11 di Andrea Gazzola che non va a buon fine. Si riparte da fondo campo con la ripresa del gioco affidata alla difesa del Villorba con Vastola dal vertice dell'area di porta, pallone molto lungo destinato sul settore di sinistra, va alla caccia del pallone Padovani, lo controlla in maniera errata, avanza il raggio dell'azione il Mittici con palla giocata all'indietro e palla persa, ma va molto bene a chiudere la diagonale la difesa dei bianchi del quartiere del Piave. In avanti Zanoni, cerca l'apertura bassa, riesce per il numero 2 Bertazzon, palla dentro, pericolo in area e c'è il pallone che esce clamoroso, il pallone dettato dalla Bertazzon che ha tradito il centrale difensivo del Villorba, ma poi la palla è sfilata a fondo campo nonostante la scivolata della Lucca. Niente da fare, quindi vicinissimo al gol del pareggio. Il Mittici si era proiettato in avanti, invece la Rossi che ha mancato il tocco finale, quindi si riparte con la rimessa di Vastola, ancora pallone destinato sul settore di sinistra dove c'è il controllo difensivo del Mittici, mentre a bordo campo c'è il controllo da parte dell'arbitro. Forse nell'esultanza del gol la Bassani beve subito un colpo da una compagna, l'arbitro si accerta che tutto sia a posto, ritorna ad occupare la posizione la Bassani al centro della difesa del Villorba che torna in organico al completo, mentre si riparte con il gioco da metacampo dove il Mittici cerca di orchestrare l'ennesima avanzata, superato in velocità, c'è un ritorno importante del Mittici che rallenta la volata portata in avanti da Pivetta e l'azione si spegne in fallo laterale. Ancora Villorba in avanti, il palleggio Peron, palla all'indietro, taglia il campo, poi il suggerimento che è recuperato dal Mittici che riparte ancora con la Bertazzon sul lato di sinistra sotto la tribuna. Bertazzon da manforte l'avanzata alla Zanoni, avanti la Zanoni, pallone ancora di sinistro, suggerimento ideale ma è ben controllato dall'attentissima Bassani, vera anima di questa formazione, padrone dell'area di rigore, mentre il Mittici cerca di imbastire ancora qualcosa di nuovo, c'è una buona finta che libera la puntata offensiva della Rossi, ma il Villorba si rifugia in fallo laterale. Nono di gioco, 1-0 per il Villorba, gran punizione della Bassani che ha trafitto il portiere del Mittici Donadel, punizione dai 23 metri che non è andato a scampo all'estremo difensore della formazione del quartiere del Piave. Intanto avanza il Mittici, c'è un fallo, forse un contatto ravvisato da Ratmet Yusufovski, quindi si riparte con il calcio di punizione in favore del Villorba. C'è un buon pubblico, saranno circa 200-220 le persone che hanno raggiunto Vittorio Veneto per questa sfida a spareggio che vale la Serie C. Intanto buona l'uscita tempestiva, l'uscita della Donadel che argina l'avanzata della formazione giallo-blu, molto incisiva la compagine di mister Meneghello, che ora manovra con la Rossi, palla per linee centrali, recupera la sfera Pillon, l'apertura in avanti si muove Torresin,
ancora Mittici che dialogo, buona questa trama, liberare sulla sinistra il numero 10 Foltran, che non controlla una palla da seguire, e puntuale l'uscita della manente a terra. Buona l'iniziativa del Mittici, 2 triangolazioni, palla verticale e pallone che è stato stoppato dall'uscita bassa della manente. Ancora in avanti il Mittici, c'è un errore nel fraseggio, disimpegno errato da parte del Villorba. Con le mani ancora Zanoni, palla in avanti, c'è questo tandem sulla sinistra, Bertazzon-Zanoni, che riesce a produrre pericolo nelle proprie avanzate, ed ora è ancora il Villorba a ricucire l'avanzata per linee laterali con lo smistamento del pallone da parte della Peron. Palla lunga, incisivo questo lancio, esce il portiere, ancora una volta puntuale l'intervento di piede della Donadel, ha risolto un brutto pericolo per la difesa del Mittici il portiere, che ha dimostrato di saperci fare con i piedi, mentre ancora il Mittici avanza, cerca spazio, conclusione centrale e blocca con sicurezza la manente, mette tranquillità nel reparto difensivo che sta accusando un po' qualche défaillance, marcature allegre da parte dei difensori giallo-blu, che in queste fasi hanno concesso qualche metro di troppo alla conclusione della formazione del quartiere del Piave. Ancora Zanoni, spazza la propria linea difensiva, ancora Zanoni cerca rifugio in arretramento, vince il tackle, ancora il contrasto vincente, ma poi è il Villorba a recuperare palla sul filo del fuorigioco. Foltran, controllo di palla stoppato dall'attentissima marcatura del Villorba. Ancora di testa prevale Rossi, palla giocata a terra dal Villorba, cerca una trama corta, ancora Rossi, smarca sulla destra l'avanzata della compagna, che poi mette palla al centro. L'intervento all'ultimo della Zanoni non riesce a far proseguire l'azione del Mittici, il laterale mancino. Rimessa con le mani della Simeoni, o meglio è ancora la Rossi. Ci sono 2 palloni in campo. Rossi con le mani per il Villorba, palla dentro, ribatte la difesa del Mittici in fallo laterale. Siamo all'altezza dell'area di rigore sul lato di sinistra della porta difesa dalla Donadel, che si è distinta già in 2 ottimi interventi, uno di piede e uno ad anticipare la lanciata Sandi. Mentre ancora un pallone, c'è il fuorigioco, ha detto doveva essere fuorigioco per come si è vista la posizione a centro area, ma l'arbitro invece indica la ripresa dal vertice dell'area di porta, mentre l'assistente, non c'è accordo tra i 2 direttori di gara, e il Villorba usufruisce di questo tiro dalla bandierina. Calcio d'angolo, va sul primo palo la Sandi a disturbare. Villorba dall'angolo, cross sul secondo, a vuoto, il portiere non ne approfitta il Villorba in questa giocata aerea. Recupera la posizione il Villorba con il proprio centrocampo, ma soprattutto
con l'avanzata Pivetta. Donadel dalle retrovie, interrompe l'azione la Rossi, laterale alto del Villorba. Ancora Zanoni con le mani, Rossi interrompe l'azione ma cerca spazio e lo trova prontamente il Mittici sulla destra con la Pillon. Il palleggio della formazione del quartiere del Piave, ancora apertura sulla Foltran, chiamata in causa ancora la Zanoni. Foltran riceve, ottimo l'aggancio, mette giù palla, cerca il dribbling, poi si allunga troppo il pallone ma lavora molto bene questa giocata il Mittici con uno scambio stretto, palla dentro, filtrante ancora in anticipo, molto energico l'anticipo della formazione giallo-blu che ripropone l'azione con la Pistis. Palla in avanti, va in controtempo la Sandi, ancora batti e ribatti. Rossi cerca spazio sulla destra il numero 11 Peron. Buono in questo triangolo, Peron ancora sul filo del fuorigioco, se ne va Sandi. Sandi guadagna la linea di fondo, palla sul sinistro, cerca una compagna di reparto che non trova e poi con leggero affanno è il Mittici a liberare l'area e poi questa carambola favorisce il fallo laterale che permetterà al Villorba di ripartire oltre la metà campo. Sono 17 minuti, quasi 18 di gioco con il Villorba che ricordiamo è pervenuto il vantaggio al quinto minuto con un calcio di punizione del numero 5 Bassani, calcio di punizione diretto che ha tradito nella traiettoria, una traiettoria che è partita dal piede destro della Bassani e si è abbassato all'ultimo secondo, tanto da mandare fuori causa il portiere Donadel. Ricordiamo che il portiere titolare oggi non c'è, l'ha Reginato, quindi Donadel la sostituisce tra i pali delle Mittici di Villanova. Ancora formazione del Soligo in avanti, palla recuperata dalla Manente che dà indicazione alle proprie compagne, ancora una volta al limite dell'area. Il Villorba ha concesso qualche spazio di troppo ai palloni filtranti in area di rigore e la Manente lo ha fatto subito notare alle proprie compagne. Sì, Giovi, Giovi! Dai, aiuta! Dai! Si porta in avanti intanto l'11 del quartiere del Piave, la formazione di Andrea Gazzola cerca di dare maggiore intensità alla propria avanzata. Remette Jusufoschi, una palla contesa, indica la ripresa del gioco a favore del Mittici che entra in area, c'è un gran tiro, palla che non inquadra i legni. Gran tiro della Foltran, molto energica la puntata del mezzo sinistro dei bianchi e pallone che si perde a fondo campo sul lato alla sinistra del portiere Manente che va a recuperare la sfera. Si perde un po' di tempo in questa circostanza, non sono stati posizionati dei palloni in prossimità delle due porte. L'azione del Villorba quindi riparte dal vertice dell'area di porta con il solito rinvio sulla sinistra, desiste dal rincorrere il pallone la Sandi e rimessa laterale assegnata al Mittici Villanova che ricordiamo in questo torneo e soprattutto nella storia non ha mai perso contro il Villorba che ora attacca ancora con la veloce Sandi, palla indirizzata verso la Donadelle. Buona la posizione questa volta del portiere che dà sicurezza alle proprie compagne su questo fendente un po' telefonato da parte della Sandi.
mentre l'azione del Mitici riparte dall'impostazione orchestrata dal Simeone. Palla in area, va giù, non vede nulla, o meglio ignora il contatto Józefowski. C'è stato un contatto molto fisico in area di rigore. Józefowski non ha affondato la decisione indicando il dischetto del rigore, un contatto di gioco comune, e quindi si riprenderà con il fischio dell'arbitro dopo l'intervento dei sanitari. 1-0 intanto il punteggio, ricordiamo, al 21esimo del primo tempo qui al Bariton di Vittorio Veneto, in questo spareggio che dà l'ammissione al campionato di Serie C, spareggio dell'eccellenza regionale tra Mitici, Villanova e il Villorba, due formazioni che hanno chiuso in parità il campionato a quota 21 con la Virtus Padova seconda. Virtus Padova bestia nera di entrambe le formazioni trevigiane, in quanto la Virtus ha vinto per 1-0 contro il Villorba e per 3-1 contro il Mitici Villanova, ma nella classifica finale a 20 punti ha dovuto dar via libera per questo spareggio alle due formazioni della marca trevigiana. Ne approfittano intanto le ragazze di mister Meneghello per dissettarsi, mentre tutto il Mitici è schierato nella metacampo del Villorba, che si sincera anche sulle condizioni del giocatore a terra. Esce anche il difensore del Villorba, che è la pivetta, si accascia a terra la pivetta, mentre lascia il campo anche l'avversario di turno. Formazione in 10 uomini. Si riparte quindi con la rimessa laterale. Si è perso un po' di tempo che verrà recuperato in questa prima frazione di gioco, che vede in avanti il Villorba per 1-0 con la rete della Bassani al quinto minuto del primo tempo. Mitici con le mani, cerca il fraseggio, palla contesa e persa dalla formazione del quartiere di Piave. Riparte velocemente il Villorba ad ampio raggio, l'apertura, occupazione dell'intero campo da parte del giallo-blu, con Rossi che in qualche maniera riesce a mantenere il pallone in campo, e poi in ripiegamento la Zannoni chiama al rinvio la Donadel. Palla che rimane e che ristagna all'altezza della linea di 16 metri. C'è la segnalazione dell'assistente numero 1, assistente Piran della sezione A di Padova, e l'arbitro Józefowski fischia l'offside, il fuorigioco da parte degli avanti del Villorba. Pronto a ripartire il Mitici con il calcio che dà la ripresa del gioco della Donadel. Osserva il piazzamento dei compagni, pallone che scavalca la linea mediana, palla che ha colpito la Bassani, cerca spazio sulla sinistra ancora, è il settore, il centro-sinistra che avevamo già segnalato in apertura nel definire le formazioni, e la forza d'urto del Mitici che spinge molto sulla sinistra, e anche in questo caso il traversone a centro area ha visto la difesa del Villorba chiudere molto bene, e l'intervento a terra della Manente ha risolto l'ennesimo problema creatosi nei 16 metri giallo-blu. Tanto partono le proteste dalla tribuna per questa inversione di un calcio di punizione che sembrava destinato alla ripresa del gioco del Mitici, mentre Józefowski redarguisce
il numero 4 dei Mittici, la Rossi. Forse c'è stata una protesta di troppo da parte del mediano della formazione del quartiere del Piave, mentre la Bassani scaraventa il pallone avanti all'indirizzo della Peron. Un po' in ritardo a Peron nel seguire la traiettoria del pallone, ma poi c'è un errore in disimpegno del Mittici che riconsegna palla alla formazione del Villorba, mentre a bordo campo c'è una chiamata della panchina per un avvicinamento. C'è la Bassani che sta soffrendo, e intervento appunto della Bassani in questo istante, che ferma, blocca l'avanzata del Mittici, che prova a ripartire con l'apertura sulla sinistra, dove va a prendersi il pallone da Foltran, cerca di vincolarsi dalla stretta marcatura della diretta rivale. Alla meglio la Bassani che rientra, mentre c'è un cambio nelle file del Villorba. Esce il numero 6, la Vastola, con il numero 15 Morettin, quindi esce anzitempo la Vastola. Forse nel precedente contatto il difensore gialloblu ha subito le maggiori conseguenze nel contatto in area, e mister Roberto Meneghello ha dovuto avvicendare il centrale difensivo con la Morettin. Primo cambio della partita che avviene al 27esimo di gioco e vede il Villorba in avanti per 1-0 con il gol al quinto minuto della Bassani. Tanto c'è il time out, un time out che permette alle due formazioni di dissetarsi e di recuperare energie. Ricordiamo, partita che vale la Serie C in questa ultima esibizione del calcio regionale. Il Bariton di Vittorio Veneto è stato scelto per questo spareggio tra le due formazioni principe del torneo di eccellenza, il Mittici Villanova e la formazione del Villorba. Un paio di minuti per permettere alle ragazze di dissettarsi, recuperare energie e permettere ad Andrea Gazzola e a Roberto Meneghello di dare nuovi ordini tattici e tecnici alle proprie ragazze. Si consultano anche i due collaboratori di Remed Yusufowski. C'è stata qualche incomprensione nella direzione di gara, siamo all'ultima giornata, all'ultima fatica della stagione, il caldo si fa sentire e a volte tra arbitri e assistenti non c'è il massimo dell'intesa. Si riparte quindi con la ripresa del gioco assegnata all'11 del Mittici Villanova. Avanza la Zanoni per la rimessa con le mani. Siamo sulla tre quarti campo, nella vicinanza del vertice dell'area di rigore del Villorba. Ancora sulla difensiva la meglio l'11 giallo-blu, che poi allontana la sfera oltre la linea laterale. Rimessa in gioco ancora per la formazione del Villanova con Zanoni al cross, palla dentro, esce la Manente, poi da sotto misura spreca una ghiotta occasione il Mittici Villanova. Ha cercato la soluzione al volo con un tiro forte
La formazione di Andrea Gazzola non ha inquadrato i legni della manente, la formazione del quartiere del Piave, mentre in fase difensiva è sempre la Rossi ad anticipare il proprio avversario. Rossi che mette il pallone in fallo laterale. Vai, vai! Con le mani la Rossi, c'è un sandwich non ravvisato dall'arbitro, riparte l'azione del Villorba che libera la propria mediana, palla indietro controllata da Simeoni. Avanza ora la Torresin, fraseggio centrale con Pillon, pallone che danza ai 25 metri. Prova ora a uscire, palla ai piedi la Pistis, allargando il raggio d'azione per la Padovan, palla dentro, controllata dalla difesa del Mitici e recuperata da Donadel. Rapido il rilancio del portiere e parte in contropiede la De Martin contro la Donadel, De Martin e gol del pareggio, un'apertura clamorosa nella difesa del Villorba, uno squarcio che la De Martin in contropiede ha saputo trasformare nel gol del pareggio. De Martin a quota 3 in questa stagione, ma grave errore della difesa del Villorba che si è trovata impreparata sul lato di sinistra, una fase difensiva che certamente non ha visto le ragazze di Roberto Meneghello schierate a copertura del gol e dell'avanzata della De Martin, che al 32esimo ha riportato in parità le sorti di questo spareggio che vale la C. Mitici ancora in carreggiata dopo aver subito il gol al 5° minuto della Bassani. De Martin ha fissato il pareggio, dando una dimostrazione di pericolosità. Lo avevamo annunciato, settore di centro-sinistra molto efficace da parte del Mitici, e quando la formazione di Andrea Gazzola ha potuto riversare il contropiede lo ha dimostrato con la cavalcata vincente, ma soprattutto con il gol di forza che ha permesso alla formazione del quartiere del Piave di impattare l'incontro, rimetterlo sui binari dell'equilibrio e ora giocarsi la sua partita davanti a un Villorba che finora ha dimostrato un discreto fraseggio, ma alle spalle, nella parte della difesa, non è apparsa ermetica, come direbbe il suo tabellino. 4 gol subiti in questo mini torneo di primavera. La prendiamo noi, Il rilancio di Manente, palla ancora giocata sul settore destra, c'è il moto perpetuo della Rossi, palla dentro ancora per Peron che la perde, esce il Mitici con il rilancio della Foltran all'indirizzo della De Martin, che si sta un po' prendendo l'onere di coprire tutto l'arco offensivo dell'attacco del Mitici, mentre il pallone carambolato sui piedi della De Martin consente alla Rossi di ripartire con questa rimessa laterale. Palla corta, ancora Rossi, il rilancio, pallone recuperato dalla Morettin che cavalca, cerca la giocata sulla sinistra, riesce sulla Padovan, taglio dentro per il numero 9 Sandi, ancora palla per Peron, pallone che danza sulla linea dei 16 metri, poi c'è sempre il piede puntuale della Foltran che permette alla formazione del Mitici di lanciare dalle retrovie, liberare il pericolo ai 16 metri, ma torna nei pressi dell'area di rigore del Mitici un pallone che la formazione in casacca bianca controlla. De Martin cerca di dare respiro alle compagne,
controllo efficace da parte della De Martin, che mette il corpo e quindi consente all'11 di Gazzola di uscire palla a piede con questo fregio lento ma preciso, e riparte l'avanzata con l'apertura di Simeone sulla destra. Avanza i Mittici, cerca sovente il contatto, il corpo a corpo, la formazione del quartiere del Piave. Cerca qualche calcio piazzato per rifiatare, ma anche per creare il pericolo verso la Manente, che si è dimostrata molto attenta e puntuale e anche molto decisa nel redarguire le compagne di squadra. Troppo spesso, anche in questo momento, c'è stato un malinteso nel controllo difensivo, bastava far sfilare il pallone verso il portiere. Pallone che torna in possesso della formazione del quartiere di Piave con Rossi, palla all'indietro, cerca un fraseggio e cerca di rifiatare i Mittici. Palla sulla Bertazzon, va in scivolata, la Bertazzon perde il controllo della sfera e poi la fatica si fa sentire sulla Peron, che sbaglia il disimpegno e l'appoggio laterale. La rimessa della Zanoni, reimposta l'azione da Pillon per Simeoni, puntata molto lunga, c'è la sponda che non riesce della De Martin. È un Villorba molto arroccato in difesa, fatica a guadagnare campo l'11 di Meneghello, il colpo di testa di Sandi, all'indietro, palla controllata dalla difesa del Villorba, c'è un vuoto a centrocampo, ne approfitta Peron per agganciare e poi liberarsi della sfera. Morettin, l'apertura solita sulla Padovan, ma c'è un controllo errato del laterale di sinistra giallo-blu che permette al Mittici di ripartire con la rimessa laterale operata dalla Torresin. Chiama l'attenzione delle compagne da Torresin, effettua una rimessa sporca che favorisce il recupero della palla da parte della Sandi. Ancora pallone dentro, c'è la Rossi, ma poi va in sovrapposizione il numero 7 Cocrame, ancora la Cocrame, palla dentro, ancora buona la fase difensiva del Mittici, che vince il corpo a corpo con la Pillon, e poi questa palla vagante che arriva nella zona di Donadel, portiere che, ricordiamo, in precedenza con un lunghissimo rilancio ha messo in crisi la difesa del Villorba e ha innescato lo scatto lungo della De Martin, che al 32esimo ha impattato le sorti di questo incontro, di questo spareggio qui al Barison di Vittorio Veneto. Rossi con le mani, Villorba che da qualche minuto sta soffrendo nella propria metà campo. C'è un fallo non ravvisato su Foltran, gioca il Villorba con Rossi, mette in movimento la Sandi sulla destra, anticipata dalla prestanza fisica della Zanoni, in disimpegno ancora Bertazzon, lascia sfilare il pallone, controllato in ripiegamento dalla Foltran, che dà una testimonianza di capacità nella gestione del pallone, che poi perde nel rilancio, ma comunque efficace la fase difensiva del Foltran in questo momento di difficoltà del Mittici. Ancora la Rossi con le mani, l'anticipo ancora della Foltran sulla Cocrane. Rossi, Cocrane di testa, ancora il laterale basso che cerca l'impostazione sulla Sandi che perde palla contesa, tackle verace e molto tonico da parte del Mittici con l'apertura ora da sinistra verso destra della Foltran. C'è libertà d'azione per il Mittici, ora se ne va
in avanti la formazione del quartiere del Piave con la Rossi, che poi sbaglia l'esecuzione del suggerimento centrale. Rallenta il rilancio il Villorba, che poi sparacca in avanti questo pallone all'indirizzo della Sandi. Ormai è provata dalla fatica, ha corso molto la Sandi in lungo e in largo, ha spesso ricucito il gioco con il centrocampo, e questi lanci non sono certamente il miglior modo per mettere in azione le compagne del fronte offensivo. Anche questa volta la Sandi è stata scavalcata dal pallone che è arrivato dalle parti della Donadel, con le mani della Donadel per Simeoni. L'apertura per la solita avanzata della Rossi, comanda il gioco sulla corsia di destra. La Rossi trova ampio spazio per affondare, poi è la Foltran che di forza se ne va. Foltran, buona l'apertura sulla destra. Mitici cerca lo spazio, buono il cross, pericolo in area, un po' in difficoltà il Villorba. Palla recuperata ancora dalla formazione del quartier del Piave con la Pillon. Azione ribattuta dal Villorba, e c'è ancora una palla contratta in fase di recupero dal Mitici, che in questo momento sembra poter gestire la situazione di campo con grande fisicità, ma con l'occupazione del terreno del Barison, che non crea alcun rischio per il portiere Donadel. Ancora il fraseggio sul corto, vince il tackle la Cochrane, il ripiegamento ora Pillon, smista palla Torresin e riparte la solita azione propiziata dalla Rossi. Avanza Rossi, spazio per il laterale destro, ancora Mitic, il cross troppo lungo, ma palla e gol! E gol, niente, salvataggio clamoroso, sembrava destinato in fondo il sacco, il pallone scodellato dalla destra, piattone al volo della De Martin, che ha trovato sulla linea bianca l'opposizione della difesa del Villorba. Ancora pericolo per l'Amanente, Mitici ancora in area, esce palla ai piedi Pistis, che mette in movimento il contropiede della compagna di squadra. Sandi non ce l'ha fatta ad allungare la Sandi, troppo lo spazio che la divideva dalla porta e dai pali difesi dalla Donadel. (42esimo, 43esimo in questo momento, un minuto fa, grosso pericolo per la porta della Manente, che ora va a raccogliere questo disimpegno della Lucca. Molto provata anche il centravanti, ha corso molto, non si è vista tanto in area di rigore la Lucca, però ha contribuito al movimento e soprattutto ha facilitato il gioco e lo smarcamento della De Martin, che ha trovato in un paio di occasioni lo spazio per dare forza al proprio affondo, che ora cerca di portare nuovamente con il fisico la Zanoni. Rimessa laterale, l'ultimo tocco è del laterale mancino del Mitici, palla recuperata dalla solita Rossi, attende l'arrivo di una compagna. Alla meglio di forza c'è un contatto da parte di Foltran, contatto falloso, fischia Jusufowski. Si riprenderà con il calcio di punizione. Siamo nella metacampo del Villorba che da pochissimi minuti ha rischiato di capitolare per la seconda volta.
Palla in area, un retropassaggio di Simeoni verso Donadel, rilancio che termina in fallo laterale. Con le mani la Morettin, ancora Mitici sulla difensiva, alla meglio però in fase d'attacco sulla De Martin la Morettin, palla Candela, Zanoni, Foltran, poi c'è un fallo non ravvisato, forse ha simulato la Foltran, mentre Pisti cerca di ricucire l'azione per la formazione giallo-blu. Palla dentro, Rossi cerca spazio, il laterale basso, c'è un controllo che con il rischio di un fallo di mano, mentre siamo entrati ormai nel periodo del recupero. Sono 4 minuti assegnati da Remet Jusufovski a questo recupero dovuto all'infortunio che ha privato la Vastola, un infortunio che ha dovuto lasciare il campo, e quindi Vastola, a cui è subentrata la Morettin, mentre il gioco è fermo e si riprende con il calcio piazzato della Simeoni. Palla ancora sulla sinistra, cavalca ancora la De Martin, regge al contatto l'estrema sinistra, cross a centro area, svetta di testa la difesa del Villorba, ma la recupera prontamente in Mitici con la solita avanzata, brutto contatto, e qui scatta la munizione, un contatto. C'è il richiamo dei sanitari e scatta anche il giallo. Contatto abbastanza duro all'altezza del quadricipite. Mitici che in questi 3 minuti restanti prima del riposo usufruirà di questo calcio piazzato dal settore di destra, pallone che potrebbe diventare pericoloso proprio in questo periodo di recupero del primo tempo. 4 minuti accordati dal direttore di gara in una partita che ha offerto delle ottime trame, ma soprattutto grande intensità da parte delle due squadre, che si sono divise un po' i tempi delle match. Una prima fase dove il Villorba ha dimostrato di avere un gioco spumeggiante, abile nel verticalizzare le azioni, ma soprattutto di occupare gli spazi sulle ali, mentre il Mitici è uscito alla distanza, galvanizzato dal gol del pareggio, ma soprattutto dalla prestanza fisica della Foltran e dal gran movimento offerto in avanti dalla De Martin, punto di riferimento dell'attacco in casacca bianca. Calcio di punizione in favore del Mitici, mentre l'arbitro Jusufovski indica la ripresa del gioco, quindi si allunga il tempo. 4 minuti di recupero, calcio di punizione, pallone in area, troppo lungo, scavalca la trasversale, nessun pericolo per la Manente che ha controllato la traiettoria del pallone. Occasione sprecata questa per i Mitici, che poteva sicuramente creare qualche grattacapo alla difesa ai pali della Manente, mentre a fondo campo riparte il gioco del Villorba. Pallone sporcato dal centrocampo del Mitici, rimessa laterale in favore della formazione giallo-blu. Corto rilancia l'11 del quartiere del Piave, palla recuperata dal portiere Manente. Molto basso il baricentro del Villorba in questo momento, mentre attende il rinvio i Mitici con la Foltran subito sul pallone. Manca il colpo di testa che riesce comunque
in fase difensiva da parte del Simeoni. Ancora in mezzo al campo lavora il pallone, ecco la Lucca in azione, smissa molto bene, abile nel palleggio sullo stretto. Ancora Rossi che cerca un compagno, sempre propensa al sostegno dell'azione la Bertazzon, poi c'è un fallo all'altezza della tre quarti campo, fallo di Rossi, quindi si riparte con il calcio di punizione in favore del Villorba. Squadre molto stanche, lo evidenzia proprio in questo momento anche l'intera squadra del Villorba, che guadagna lentamente la mediana del Mittici su questo taglio lungo del Bassani, controllato in ripiegamento da Zanoni. Palla che poi De Martin riconsegna alla Zanoni, c'è un piattone errato, rimessa laterale, va a coprire la zona la pivetta, mentre è la solita Rossi con le mani a chiamare l'attenzione delle compagne. Bene la giocata di Peron, che ha cercato di sollecitare la Sandi in ritardo sull'azione, rilancio della Donadel, palla per Lucca e De Martin, vediamo cosa riescono a fare questi due attaccanti. Lucca però colta in controtempo, non riesce a servire lateralmente il compagno, ma c'è sempre la Foltran a dare la propulsione. Foltran al tiro, vediamo se riesce ancora il Mittici, e c'è il gol del sorpasso del Mittici, 2-1, proprio in prossimità del fischio dell'arbitro. Mittici che si porta in vantaggio, e ancora una volta la difesa del Villorba si è fatta cogliere scoperta, ma soprattutto è stata la Foltran a dare la percussione finale, liberando poi al tiro la compagna di reparto per il 2-1 fissato da Giovanna Lucca, settimo sigillo stagionale per il centravanti del Mittici, che va al riposo con il vantaggio di 2-1, e c'è il sostegno del pubblico che manifesta con un applauso il rientro negli spogliatoi delle ragazze del Mittici. Un Villorba colto in contropiede, un Villorba che abbiamo già segnalato negli ultimi 20 minuti ha concesso troppo campo, e nel guadagnare i vari settori del manto erboso del Barion ha denotato un po' di stanchezza. Invece tanta abilità e tanta corsa, tanta fisicità nel Mittici, che è rientrato negli spogliatoi, ribaltando il punteggio che ora vede la formazione del quartiere di Piave prevalere per 2-1. E noi approfittiamo di questa pausa, 15 minuti, che abbiamo veramente da gioire per questo ribaltamento del risultato. Presidente Tosetto, presente oggi in tribuna, si è gustato questi 45 minuti importanti che sono un'indicazione verso la Serie C. Beh, direi intanto devo fare i complimenti a tutta la provincia di Treviso, per il movimento e per l'enfasi, l'importanza che è stata data a questo incontro, un incontro bellissimo, emozionante, con un risultato che, come avete visto, è ancora in bilico, e la partita promette ancora emozioni anche nel secondo tempo. Il più bel, come si può dire, il più bel messaggio sportivo che può dare il calcio femminile in questo momento. Si aspettava uno spareggio in questo torneo di Serie C, un torneo primaverile che ha visto due squadre trevigiane primeggiare contro una rivale, la Virtus Padova, che entrambe le ha battute però.
È vero, è stato, a dire il vero, la prima partita di campionato a cui ho presenziato è stata proprio una partita che vedeva impegnata la Virtus Padova contro i Mitici, e dove i Mitici tra l'altro espugnarono, diciamo così, in quel caso il campo di Padova. Che fosse molto equilibrato il girone mi era, diciamo così, abbastanza chiaro. Arrivare a uno spareggio tra l'altro tra due realtà trevigiane, onestamente non me lo sarei aspettato. È il più bel spettacolo, un bellissimo manifesto per il calcio femminile, veramente. Uno spareggio in un tempio del calcio trevigiano, un Paolo Bario che oggi vede protagonista anche il pubblico, sono almeno circa 250 i presenti. No, infatti dico, gli spalti sono secondo me all'altezza delle squadre che sono in campo, spettacolari, stanno incitando nella maniera giusta entrambe le squadre. E poi io a questo stadio sono affezionato, qui per anni abbiamo fatto tutta l'attività giovanile e femminile con i tornei che si fanno in primavera e che finiscono proprio in questo periodo, di solito il Rose di maggio. E poi avete qui Vittorio Veneto, è la culla del calcio femminile, ricordiamoci anche della società di casa, il Vittorio Veneto femminile, che ha festeggiato quest'anno i 40 anni, se non ricordo male, di attività tra l'altro. Parliamo anche di federazione, perché c'è tanta curiosità. Nel pre-partita da qualche parte si sono sentite delle notizie, una Serie C allargata, ma in ambito regionale questa eccellenza come si dissecherà? Sì, allora ancora probabilmente come ha detto lei, il calcio femminile sta facendo un'evoluzione a livello di organizzazione dei campionati, dovuta al rinnovamento che c'è stato a livello di Serie A e di Serie B, quindi i campionati nazionali principali. Propedeutica al fatto che dalla prossima stagione la Serie A sarà a 10 squadre e la Serie B a girone unico a 16 squadre con 3 retrocessioni. Il motivo di 3 gironi di Serie C a 16 squadre è dovuto al fatto che, avendo 3 retrocessioni, non si potevano più garantire come prima quei 4 gironi le promozioni dirette, per cui si è scelto questo tipo di strada. Sicuramente una strada molto impegnativa per chi farà questo tipo di girone. Mi auguro però che sia altrettanto emozionante come formula. Per quel che riguarda l'eccellenza, ci stiamo ragionando in questi giorni, una riunione il 30, proprio quindi mercoledì prossimo, con tutte le società, e l'orientamento è quello chiaramente di rafforzare ancora di più il campionato di eccellenza, visto anche, e qua devo fare un complimento alle nostre società. Siamo stati l'unica realtà del nord, assieme alla Liguria, a riuscire a farlo il campionato di eccellenza femminile. Qualsiasi altra regione del nord e del centro Italia, fino al Lazio, non è ripartita. Tanto che al nostro interno abbiamo ospitato, e a maggior ragione devo complimentarmi con le società nostre, che hanno accolto una società marchigiana, la Vis Pesaro, permettendogli di fare un'attività che altrimenti gli sarebbe stata negata anche per questa stagione, insomma. Per cui potenziamento dell'eccellenza, c'è molto movimento, a seconda del numero di squadre che si iscriveranno decideremo se fare le 2 categorie o se addirittura fare solo un'eccellenza allargata. Prima della partita mi sono allargato un po' negli anni, perché il calcio femminile nella Marca Trevigiana ha vissuto dei momenti molto importanti, quando avevamo Susanna Augustensen, la Sanchez, che rappresentavano Valdobbiadene, e poi hanno rappresentato Conegliano 2 anni e tutto è andato a monte. Ma possiamo ricordare anche Betty Vignotto, la grande portacolori del calcio padovano e della nazionale. Guardi, una mia carissima amica, abbiamo fatto assieme a Betty un'esperienza a livello sportivo, chiaramente dirigenziale. Quando nacque la divisione calcio femminile in seno alla FIGC, una donna tutta ad un pezzo, e che mi ha raccontato e mi è riuscito a trasmettere quello che è stato il calcio femminile negli anni 70. Io l'ho vissuto, ero ragazzino, l'ho vissuto quindi da spettatore, quando c'erano i campionati europei, quando c'era il mondialito, e devo dire che sono veramente orgoglioso da Veneto, scusatemi se ogni tanto, ma da Veneto, di avere 2 mostri sacri del calcio femminile italiano, Betty Vignotto e poi Carolina Morace, che di fatto hanno, come si può dire, hanno reso il calcio femminile in Italia quello che è.
Tra l'altro la Betty ancora adesso è un mostro sacro, nel senso ancora dirigente, ancora sta spendendo il suo tempo e la sua vita per divulgare, per continuare a fare calcio femminile in un'altra regione, in Emilia Romagna, ma il cuore, ve lo garantisco, è rimasto qui. Il cuore è rimasto qui. In questa partita riusciremo a vedere una Betty Vignotto, una Morace, una Auguste, una Chance in futuro? Ci sono delle buone ragazze oggi? Perché no? Una delle cose, perché ci sia un futuro importante, non bisogna ricordare il passato, bisogna rifar vivere certi sentimenti, cosa è stato essere pionieri in quegli anni a Conegliano, a Padova, in Veneto in generale, dove siamo stati una delle regioni appunto pionieristiche nello sviluppo e nella pratica del calcio femminile. E mi ha dato una bella idea, vedrò di realizzare qualcosa di questo genere magari proprio con l'aiuto di Carolina, e se siete presenti sarà per me un onore. Presidente Tosetto, parliamo anche di sponsor, perché avvicinarsi a uno sponsor in questo momento c'è grande difficoltà e una serie si comporta trasferte onerose ma anche dispendiose anche a livello di tempo. In un momento in cui tra l'altro, ahimè, il periodo in cui stiamo vivendo, questa terribile esperienza del Covid non aiuta a essere sereni sotto questo aspetto, come lo era qualche tempo fa. Però io guardi, ero poco fa con i presidenti di queste due squadre e io non so, ripeto, bisogna fare veramente un monumento a questi volontari, a questi appassionati, perché nonostante tutto, nonostante anche quello che abbiamo detto poco fa, cioè un campionato a 16 squadre in giro per l'Italia, sponsor non ce ne sono tanti, ma la voglia, la passione e io continuo a dire la volontà di mettere a disposizione di queste ragazze le stesse possibilità che sono offerte ai maschi nel calcio è più forte, e quindi io sono convinto che riusciranno in qualche maniera a far bene e a trovare le risorse per poter far bene. Mi permetto di fare una critica anche alla federazione, perché non c'è la possibilità di creare un connubio tra le massime realtà del calcio nazionale e creare le basi per dare uno sviluppo a questo calcio femminile. È la cosa che mi sono permesso di portare di nuovo l'attenzione anche all'ultima assise di Roma 15 giorni fa. Qualche buona notizia c'è già, qualche risultato c'è già, nel senso che anche la Serie C femminile, quindi essendo di carattere nazionale, avrà, diciamo così, degli aiuti, dei contributi dovuti alla nuova dimensione che sta avendo il calcio femminile in Italia, e quindi avrà una fetta, non mi chieda quanto importante, ma una fetta di diritti televisivi che stanno arrivando in quest'ultima stagione sportiva, quindi l'attenzione c'è. Si può fare sempre e si deve fare tanto di più e tanto di meglio. Mi permetta soprattutto su una cosa, sulla diffusione nel territorio nazionale del calcio femminile. Non può essere uno sport da metropoli, non può essere uno sport che si gioca solo a Roma, che si gioca solo a Milano, che si gioca solo a Torino. Sarebbe un errore drammatico, e l'esperienza di altri sport tipo la pallavolo, e voi qui della marca televisiva di Conegliano in particolare ne siete per fortuna diciamo così dei maestri, deve secondo me essere poi calata anche nel calcio femminile. Lo sviluppo dovrebbe essere questo. Quindi visibilità anche per il calcio femminile, soprattutto Serie B e Serie C. Esatto, la Serie A già diciamo c'è riuscita, ma è importante che anche le categorie minori trovino la loro dimensione, il loro spazio, e la credibilità ce l'hanno già, perché basta vedere lo spettacolo di oggi. Presidente Tosetto, grazie e buon lavoro. E grazie a voi invece dello spazio che ci state riservando, perché è solo grazie a voi che riusciremo nell'intento di sviluppare questa attività. Grazie veramente. Grazie e buon proseguo di partita.
Bene, ritorniamo con le nostre immagini dal Comunale Basico di Vittorio Veneto dopo aver sentito l'opinione e quanto ci ha detto il presidente regionale Tosetto su questa evoluzione del calcio a 11 femminile, programmazione, la volontà della federazione, ma soprattutto gli auspici che possono arrivare attraverso l'interesse degli sponsor per dare vigore, visibilità, ma soprattutto dare un collante tra la Serie A e le categorie inferiori del calcio femminile, come già detto, in grande evoluzione anche qui nel Veneto. Tutto pronto per il calcio d'inizio del secondo tempo. Mitici Villanova al centro per la ripresa del gioco con la formazione di Andrea Gazzola, che ha saputo ribaltare il punteggio dopo aver subito il gol al quinto del primo tempo, gol fissato sul calcio piazzato del numero 5 Bassani. Lentamente la formazione del Mitici si è ripresa, ha saputo controllare il centrocampo, ha saputo ribaltare la propria azione anche governando con grande personalità la fase offensiva e soprattutto la mediana del Villorba, che ha arretrato troppo il raggio d'azione, subendo poi il gol del pareggio al 32esimo, gol della De Martin. E nel periodo di recupero si parte in questo momento. Nel periodo di recupero, 4 minuti di recuperi accordati da Jusufoschi, l'arbitro della sezione di Mestre, è stata la Lucca a portare il vantaggio alla formazione del quartier del Piave, formazione del Mitici, che ha saputo ribaltare proprio nella seconda parte del match questo importante spareggio che vale la Serie C. Va alla rimessa laterale l'11 del Villanova, palla controllata dalla De Martin, che mette in movimento sulla sinistra la Rossi. Mediano si porta il pallone a fondo campo, c'è una rimessa laterale invece con le mani. Ancora la Rossi del Villorba, non si intende con la compagna di squadra. Mitici galvanizzato da questo vantaggio ottenuto nella fase finale del primo tempo, ora si è tutta riversata nell'area di rigore del Villorba, che ha dimostrato nel primo tempo, forse nella fase finale lo ha dimostrato ancora di più, di soffrire le puntate offensive della Foltran, soprattutto palla al piede, la mezzala sinistra del Mitici ha dato forza e propulsione al gioco dell'11 del quartier del Piave. Ora c'è un calcio d'angolo, palla liberata dalla difesa, ancora sulla difensiva Zanoni in ripiegamento, ancora un pallone dettato dalle retrovie, recuperato dalla Manente, bersaglio degli attacchi del Mitici, infilata per ben 2 volte. Buono, elegante il disimpegno del numero 7 Simeone. È sempre il Mitici a governare palla e allargare il raggio dell'azione sulla Torresin. Palla dentro, filtrante, palla che va a raccogliere con grande tempestività la De Martin per la Lucca, uscita bassa della Manente, che anticipa l'intenzione della Lucca, Giovanna Lucca. Settimo sigillo stagionale per il centravanti, che si è visto pochimo, no? Oggi nella fase finale ha dimostrato tutto il suo valore. Intanto trova forza per andarsene la Pillon, trattenuta, e c'è il fallo fischiato da Jusufoschi. Calcio di punizione molto pericoloso per i pali della Manente. Arriva a batterlo la Rossi,
Manente che predispone due compagni in barriera. Jusufovski ha fatto segno che sarà lui a decretare la ripresa del gioco. Vediamo il calcio del mancino, la Rossi, vedremo se cercherà il colpo a sorpresa, c'è il sole contro anche verso la Manente, palla di Rossi, palla indirizzata, traversa, spazzola, la traversa il piazzato della Rossi. In effetti il tentativo era buono in quanto c'è il sole contro anche verso la Manente, che quando ha visto passare il pallone era già in netto ritardo, palla che ha spazzolato la vernice della porta e è terminata a fondo campo. Bella l'iniziativa della Rossi, che invece di cercare i compagni ha provato la soluzione personale, un tiro diretto a rete. È andata male, ma ha creato l'ennesimo pericolo per i pali del Villorba. Tanto sul settore di sinistra controlla la Zanoni, ancora il laterale sinistro con le mani. Ancora buona la giocata del Mittici, che si muove con Rossi al limite dell'area, il mancino cerca spazio, palla dentro ancora per la compagna di reparto, da manforte Pillon con il cross, De Martin cerca la soluzione acrobatica, Lucca, ma c'è il fuorigioco di Lucca, si è infilata alle spalle della difesa. Lucca sulla rotazione di De Martin nel cercare la soluzione di Mancina. Giovanna Lucca è sgusciata alle spalle della difesa, andando a cozzare contro, si sembra ancora a terra. A terra deve essere la Pivetta. Bassani che si avvicina, si disseta intanto. Il massaggiatore intanto cerca di rimettere in piedi la ragazza che ha subito il contatto. No, è invece la Morettin che si rialza. Morettin che ha subito il contatto con Giovanna Lucca. Morettin che lascia il terreno di gioco. Mentre riprende dalle retrovie il Villorba con il calcio di punizione della Bassani. Villorba momentaneamente in 10 uomini, 10 ragazzi in campo. Bassani corto e basso, ancora Pillon, batti ribatti nella zona mediana. Sandi cerca spazio, la Sandi, pallone indirizzato all'indietro verso la Padovan, cerca spazio Padovan, non rischia, retropassaggio sulla Manente. Manente prova dalla parte opposta verso Bassani, avanza il centrale difensivo giallo-blu. Pallone lungo indirizzato, ma è Zanoni puntuale, ottimo l'aggancio, perfetto l'aggancio in due tempi. Il terzino ha saputo mettere giù palla e poi far ripartire l'azione, che è interrotta dalla Peron. Controllo del campo da parte del Mittici, cerca spazio, lo trova il diagonale della Bertazzon, quale inseguimento del Cuoio, ancora il numero 5 Lorenzon trattiene il pallone in campo, ma lo destina ancora al Villorba, che rilancia ancora Lorenzon sulla traiettoria, e poi alla meglio la difesa del Mittici, che una transazione porta il pallone verso i pali della Donadelle con il tocco finale tra Simeoni e la compagna di reparto Torresine. Tanto c'è il rinvio lungo
scoperta la difesa del Mitici, ma c'è la segnalazione dell'assistente, il signor Sadikai della sezione di Mestre, che indica l'offside da parte degli avanti del Villorba. Numero 11, la Peron, se n'era andata. Calcio di punizione, quindi con ripresa del gioco affidata al mancino della Donadel. Ancora Rossi, altro mancino di casa, Mittici, Simeoni, vediamo avanzata ancora di Zanoni. La formazione di Andrea Gazzola cerca di dar profondità con questa percussione centrale. Foltran, dribbling, doppio dribbling, Foltran, slalom e c'è il fallo. Ottima l'iniziativa della Foltran, un doppio slalom alla Gufsarteni. Ottimo palleggio, ottima proprietà di palla da parte della Foltran ed ora questo calcio piazzato sarà indicativo per la sorte del punteggio. Siamo intorno ai 24 metri. Punizione molto invitante per il piede destro della Foltran. Barriera nutrita da parte del Villorba. Si aggiunge anche la De Martin con la Foltran pronta per partire. Il calcio piazzato basso, pallone dentro, piattone del Pillon e palla che sorvola la trasversale della porta di Manente, che velocizza la ripresa del gioco. Manente per Bassani. Bassani, ricordiamo che al quinto del primo tempo ha firmato il gol del vantaggio per il Villorba. In difficoltà ancora la formazione giallo-blu, scaraventa in avanti la sfera l'11 della Marca. Non riesce la trama del Villorba, c'è un contrasto molto deciso, vinto ancora dal Mittici che rilancia con Zanoni. Zanoni per Bertazzon, c'è il tandem di forza, la corsia di sinistra a due propulsori energici, questo Mittici che ancora una volta trova spazio e lo cerca ricucendo l'ennesima azione d'avanzata con il numero 6 Torresin. Palla dentro, ottima l'iniziativa, palla a scorrere della De Martin, contratta al cross la numero 9 Lucca, palla per la De Martin, superata dal pallone, ancora iniziativa e strozza il mancino la Pillon, palla che arriva all'MLM tra le mani di Manente, rapidissima nel rilancio, ancora Foltran, c'è un contatto molto deciso tra Foltran e la bionda chioma del centrocampo del Villorba. Inquadrato Yusufowski in questo time out che chiama in causa i sanitari delle due formazioni. Non c'è alcuna ammonizione da parte del fischietto di Mestre, contatto deciso. Si rialza intanto anche la ragazza del Villorba. Sono chiamate a lasciare il campo entrambe dopo questo contatto. Si parte quindi con il calcio di punizione assegnato al Villorba. Siamo al 13°, stretta di mano tra Foltran e la Cograne, pallone che riparte dalla linea mediana, pallone che scende dalle parti
di Donadel, molto tranquilla la presa, sicura, ha dato ampia sicurezza alla Donadel in questa partita con un paio di interventi molto decisi, specialmente l'uscita di piede che ha permesso al Mittici di arginare l'avanzata del Villorba nella prima fase, dove la formazione del quartiere Piave appariva abbastanza spaesata nell'impostare le giocate che riparte dal piede della Donadel. Ancora forza per ribaltare l'azione il Mittici, mettendo in movimento la De Martin, l'anticipo della possente Bassani, la rimessa con le mani di Lorenzon, attende l'arrivo rinforzi la Lorenzon sotto la tribuna, cerca una compagna, la trova prontamente nella solita Rossi, palla sul mancino, pallone messo giù, avanza invece Torresin, e capocciata ancora, le solite due ragazze, ancora Foltran e Cocrane si sono scontrate di testa, richiamo energico del fischietto Jusufowski, capocciata che ha visto sicuramente la Foltran assorbire il colpo. Mentre a bordo campo sono pronti due cambi, 8/20 nel Villorba, quindi esce Veneziani per la Tomaselli, esce il numero 10 Pistis e fa il suo ingresso il numero 18 Ghezze. 3 gol in questa stagione, quindi avvicendamento tra Pisti e Ghezze. Cerca di dare maggior propulsione alla fase offensiva Roberto Meneghello in questa partita, che vede il Villorba rincorrere il punteggio ribaltato nella seconda parte della prima frazione di gioco da un Mittici, diciamo, dominatore della mediana, un Mittici che ha sfruttato tutte le sbavature difensive del Villorba, portandosi al riposo con il vantaggio firmato dal numero 9 Giovanna Lucca, il centravanti, al 7° sigillo stagionale. È costretta a uscire anche la Foltran, che lascia il manto erboso del Paolo Barison. Si cerca di recuperare il numero 10 in casacca bianca. Mittici in inferiorità numerica in questo momento, tanto si lotta con la solita Bertazzon alla manovra, palla per il mancino della Rossi, ancora Bertazzon, buono il triangolo, cerca spazio sulla linea laterale di sinistra il Mittici, che ora va a cercare l'appoggio, il controllo di palla della De Martin, intanto se ne va, si sgancia dalla marcatura, la Lucca converge, va in dribbling, simila il panico in area, ancora meglio la difesa, poi Lucca preferisce l'appoggio all'indietro, pallone dentro, scodellato sul secondo palo per il numero 8 Pillon, che non aggancia e poi sciupa tutto, portandosi il cuoio oltre la linea di fondo campo. È sfumata una ottima occasione per il Mittici, che ha ancora tanta lucidità e tanto fiato da spendere. Tanto l'attenzione è rivolta alla Foltran, che ritorna a presidiare la zona mediana, recupera la posizione e riparte da fondo campo la Bassani. Un rilancio che testimonia la stanchezza anche del centrale difensivo giallo-blu. Pallone che va in fallo laterale con le mani, la Morettin indirizza per lo scatto veloce del numero 20 Tomaselli,
deve uscire anche il portiere Donadel. C'è stato uno scontro che non ha causato alcun pericolo e nessuna punizione per il Mitici, che ora allunga il gioco con questa sponda indirizzata sulla Lucca. Ancora Bassani chiude molto bene, scivolata della Lucca e guadagna un fallo laterale che è assegnato al Villorba, ma dà respiro alla propria formazione. Buono l'intervento di Giovanna Lucca in questa occasione. Villorba costretto ancora a ripartire da molto lontano, palla che esce, non la trattiene sul rettangolo la Pistis, con le mani Torresin lascia l'incarico alla Lorenzon, chiama l'attenzione delle compagne, ancora pallone per De Martin, cerca spazio allargando il raggio verso sinistra dove c'è Foltran ad agganciare in palleggio, palla dentro, filtrante tra le linee per la Rossi ancora scambia con Bertazzon, Rossi guadagna la linea di fondo, pallone in mezzo De Lucca e Lucca non arriva la Lucca, Giovanna Lucca per un'inerzia non ha saputo metterci la punta del piede e anticipare così la manente, molto attenta, decisiva anche in questa situazione di gioco dove il Mitici ha affondato l'ennesima giocata dalle corsie esterne. Cochrane alleggerisce all'indietro, il numero 7 ancora per la Morettin, contrasto vincente da parte del Mitici che riparte e riprende la posizione in campo, riparte il Villorba. In ripiegamento la Simeoni, l'ultimo tocco è della Tomaselli, rimessa laterale, rimessa con le mani per Torresin, scambio sullo stretto, manca il controllo di palla, Lorenzon assegna la rimessa laterale ancora per il Villorba, Tomaselli, contatto, c'è il fischio di Isufoschi, calcio di punizione in favore del Villorba. Il tempo scorre, siamo al 21esimo di questo secondo tempo che vede il Mitici Villanova avanti per 2-1. Ricordiamo il gol al 32esimo e al 49esimo il 2-1 di Giovanna Lucca che ha portato a 7 il numero delle reti stagionali, mentre c'è il calcio piazzato da notevole distanza, siamo intorno ai 32-33 metri. Vediamo il calcio diretto di Bassani che termina oltre i pali, cercava ancora di sorprendere dalla distanza il centrale difensivo giallo-blu, ma questa volta il pallone indirizzato verso la Donadel che riprende il gioco da fondo campo, ha superato la porta della formazione del quartiere del Piave. Errato il controllo della De Martin, favorisce la ripartenza della Peron, Villorba ancora con Rame, contatto, manca lo stop, la Lucca, ancora Lucca però riesce a mettersi sulla traiettoria e recuperare la palla e poi indirizzarla in palla laterale. C'è una compagna di squadra a terra, l'intervento, richiamo dei sanitari da parte del direttore di gara. Tanto le ragazze ne approfittano per dissettarsi, fa molto caldo, ma la partecipazione del pubblico qui al Barison è notevole. Abbiamo stimato sulle 250 che sono anche cresciute, siamo intorno ai 300 spettatori per questa finale di spareggio dell'Eccellenza Veneto, uno spareggio che darà alla squadra vincitrice al termine dei 90 minuti la missione al campionato di Serie C, la terza lega nazionale. Tanto termina l'operazione di recupero della Rossi,
Rossi, gran bella partita del play Brave, brave ragazze, brave, brave! della formazione del Quartier del Piave, costretta a uscire Rossi, Brava Nudo, brava! mentre il Villorba riparte. Cochrane ed è Ghezzi a riconsegnare il pallone alla ripresa del gioco, che permette alla Rossi, mediano del Mittici, di rientrare in gioco. Palla che ristagna sotto la tribuna con l'ennesimo fallo laterale con Morettin. Si intromette nell'azione De Martin, ancora avanti, trova spazio Rossi, palla per la Lucca, ancora scambio Rossi De Martin in ritardo, ma poi è d'astuzia la giocata di Bassani che fa carabolare il pallone sulla De Martin. Vediamo una De Martin provata dopo aver corso in lungo e in largo nel primo tempo. In questa seconda fase del match l'estrema sinistra del Mittici si sta accusando la fatica, ma si sta impegnando a coprire almeno quegli spazi che il tecnico Andrea Gazzola gli ha assegnato, e da bordo campo parte la chiamata per un avvicendamento. Esce la numero 2 Bertazzon, molto positiva la prestazione del laterale di sinistra della formazione del Quartier del Piave, buona l'intesa soprattutto con la Zanoni, un duo che sul lato sinistro ha corso parecchio, ha spinto parecchio e creato anche diverse sovrapposizioni per portare il pericolo verso i pali della Manente. È uscita quindi la Bertazzon e ha fatto ingresso in campo il numero 17 Ceccato. Manente prova a ricucire l'avanzata e l'azione il Villorba, stoppato all'altezza della linea mediana. Pillon scarica, c'è ancora l'avanzata di Zanoni, sbaglia l'appoggio Zanoni. Villorba che gioca questi palloni lunghi che non sono certamente la cosa migliore da fare in riferimento alle due punte e all'ingresso della veloce Tomaselli. Palla contesa, la rincorre vanamente però il numero 15 Morettin, ci ha creduto fino a che, superata la linea mediana del campo, ha desistito lasciando sfilare il pallone oltre la linea laterale. Dai, dai ragazze! Ancora! Ci indirizziamo verso la mezz'ora di gioco di questa ripresa con l'ottimo aggancio di De Martin. Ancora De Martin, fallito l'obiettivo, il suggerimento verticale, palla smistata ora dal destra verso sinistra da Rossi. Ancora in avanti Mittici, Lucca pasticcia Lucca con la compagna di reparto, ha invaso il campo Giovanna Lucca alla giocata della compagna, mentre resta a terra una ragazza del Villorba, e Villorba che poi con Peron allontana il pallone dal campo. Intanto si è rialzata la compagna che era rimasta stordita, e per il fair play il Mittici riconsegnerà il pallone alla formazione giallo-blu. Lo fa con una certa decisione la Lorenzon. Il pallone laterale resta in zona con Morettin alla rimessa con le mani. Cochrane per la Pistis, pallone ancora per il Villorba che cerca la giocata, ma è puntuale e attentissima Donadel sulla staffilata, sullo shot dal limite dell'area del Villorba. Ancora Villorba
che cerca di approfittare di questo sbandamento del Mittici per dare intensità alla propria azione con le forze fresche. Il Villorba ha certamente trovato giovamento in questa sua iniziativa, pressing alto da parte delle gialloblu, pallone che termina in fallo laterale. C'è molta animazione anche in tribuna, tifo acceso da parte di entrambe le fazioni, mentre il pallone ritorna tra i piedi del Villorba che lo perde. Rossi per il Mittici, Villanova, Foltran converge, cambia il gioco e pesca De Martini. De Martini lascia sfilare il pallone, 1 contro Bassani. Vediamo il corpo a corpo tra queste due giocatrici. De Martini con grande astuzia si porta il pallone all'altezza della bandierina, guadagna la rimessa laterale. Con le mani la Pillon cerca di far rifiatare le compagne da De Martini, che è forse l'attaccante più lucido in questo momento. Ancora De Martini, aggancia, bellissimo l'aggancio, poi svirgola la conclusione, ma un aggancio, uno stop d'effetto che è riuscito magistralmente. Poi la conclusione in precaria coordinazione è stata un po' mascherata dalla errata coordinazione, ma intanto si riversa nel metacampo. C'è il fuorigioco netto, visibile a tutti, della Peron, pescata in offside da Sadikai di Mestre, il direttore di gara, il secondo assistente di questa finale spareggio per la missione al campionato di Serie C. Mittici in vantaggio per 2-1 e Mittici che risponde al Villorba con questo nuovo attacco. De Martini e Bassani ancora, c'è il confronto tecnico e fisico tra due giocatori, tra i migliori in campo in questa partita. Grande tenacia, grande fisicità, con Torresin che recupera un buon pallone, poi c'è il tocco finale del Villorba con il numero 9 Sandi. Palla ancora manovrata con un leggero affanno dalla Simeoni, guadagna un fallo laterale, va al recupero del pallone il numero 6 Torresin. Scorre il tempo, Villorba che non riesce a guadagnare campo e a bordo campo c'è l'avvicinamento di Sandi per il numero 19 Granello. Ripresa del gioco affidata alla Morettin. Morettin che chiama l'attenzione delle compagne, movimento da parte di Cochrane e di Tomaselli. Poi porta palla Ghezze, indica invece la ripresa del gioco in favore del Mittici Yusufoschi. Con le mani Torresin, svetta di testa ancora la Morettin. C'è un po' di stanca in questo momento, palla sprecata con il lancio della Rossi all'indirizzo di una compagna che esiste, è la Pistis. Si riparte da fondo campo mentre sale il tifo in favore del Villorba nel tentativo di portare il match di finale ai tempi supplementari. Ancora palla dentro di Peron, sbriga con determinazione la Zanoni. Ancora Villorba in avanti,
centro basso controllato dalla difesa delle Mittici, che esce dai propri confini. Buono l'aggancio di Cocrane, guadagna la rimessa laterale d'estrema destra giallo-blu, sempre sull'out Morettin per Bassani, lungo traversone all'altezza di 16 metri, la testa di Zanone prevale ancora in questa occasione. Rossi, la Rossi del Villorba che centra, palla ancora controllata dalla Rossi del Mittici, tutto arrocato indietro il Mittici per poi ripartire con la Foltran. Campo per la Foltran che va al corpo a corpo. Lucca in dribbling, Lucca è 3-1, 3-1 Mittici. Lucca magistrale, ottavo sigillo stagionale. Abbiamo visto però ancora una volta che quando si muove la Foltran, questa apre degli squarci notevoli. Sulla tre quarti Foltran promotrice, Giovanna Lucca finalizzatore di questa terza rete che permette alle Mittici Villanova di mettere i sigilli su questa gara di spareggio per l'ammissione al campionato di Serie C. 3-1 quindi, e Villorba che ora dovrà veramente sudarselo il pareggio. 10 al termine, poco più il recupero. Mittici 3, Villorba 1, dopo il vantaggio al quinto con la Bassani c'è stata l'ampia rimonta del Mittici Villanova che ancora forza e energie con la Zanoni che cavalca, poi perfeziona il disimpegno e rilancio la Pillon per Giovanna Lucca, sbaglia, cercava il suggerimento e la sovrapposizione del compagno, la Lorenzon, che ha desistito nell'affondare. C'è un battiribatti, però c'è un contropiede che si apre in favore del Villorba, è puntuale l'uscita della Donadel di piede. Ci sa fare la Donadel, in effetti non è il portiere titolare, ma con i piedi questa ragazza in questa partita ha dimostrato in un paio di occasioni di saper sbrigare ogni soluzione precaria e pericolosa dalle parti della propria porta. Intanto c'è un pallone scodellato in area, di forza la Peron che poi va in rotazione e calcia oltre la traversa. Il cronometro scorre, cerca di rallentare le operazioni di ripresa del gioco la Donadel, mentre si alza il tifo della formazione del quartiere del Piave, il tifo solighese. Un cambio intanto a bordo campo, si muove la panchina del Mittici, c'è una chiamata, 11 per 14, esce De Martin. Gran bella partita per De Martin e fa il suo ingresso Gazzola. Applausi per la De Martin, grande sacrificio premiata dal gol che ha portato il Mittici Villanova sul 2-1 a una manciata di secondi dal riposo. Ancora Villorba prova a districarsi la Zamberlan, mentre come sempre per la battuta viene avanti Bassani, pallone dentro, Donadel in sospensione, va in presa, un po' di esitazione nella presa sicura, ma certa di poter recuperare, di governare
questo pallone scodellato a centro area da Bassani. Intanto Gazzola disturba, Gazzola dà pressione alla uscita di Bassani. C'è volontà da parte di tutta la panchina, grande entusiasmo dopo il terzo gol di Giovanna Lucca. Tanto dalla parte opposta il Villorba non trova spazio per intensificare l'avanzata, tanta la stanchezza, il caldo ha fatto il resto, ma c'è ancora vitalità, energia, forse meno lucidità nelle giocate corali, ma la partita è sempre intensa e interessante per quello che possono offrire queste ragazze al termine di una stagione. Siamo al 27 di giugno, siamo oltre i tempi di una stagione agonistica e queste due formazioni la stanno onorando con una prestazione caratteriale e di intensità fisica e di agonismo che va lodato. Ancora in avanti i Mitici con Lorenzon che non vada certamente all'estetica, cerca di dare respiro alle proprie compagne in palleggio. Ancora il mancino di Torresin, scambio stretto Foltran-Zanoni, l'asse portante di questa formazione che ha testimoniato e dimostrato di avere degli ottimi automatismi, specialmente quando si muovono le due fasce. Ecco il taglio di Foltran per l'avanzata di Torresin e il cross a centro area. Rossi va in percussione, in forza il muro difensivo, il mediano del Mitici che poi riguadagna la posizione in campo, sparacca il pallone in avanti la difesa del Villorba e poi lascia correre nel contatto Jusufovski. Ancora Zanoni che di forza in sandwich, Zanoni riesce a rallentare l'avanzata del Villorba e poi è la compagna di reparto a completare l'opera e guadagnare la rimessa laterale. Fatica, 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 tanta fatica sulle gambe di queste 22 ragazze che meritano solo applausi per quanto hanno saputo dimostrare in campo. Partita vera, partita giocata sempre sul filo di lana, ma soprattutto una contesa che ha visto il Mitici Villanova rimontare un vantaggio, quel gol al freddo di Bassani, calcio di punizione diretta a rete che si è abbassato all'ultimo momento mandando fuori causa la Donadelle che forse si è spostata con leggero anticipo rispetto alla traiettoria del pallone. Intanto trova ancora la forza il Mitici per dare impulso alla nuova avanzata con la Lorenzon, palla in mezzo per Lucca che ha arretrato di molto il raggio dell'azione. Foltran uno contro uno di Foltran, va di forza, vediamo se lascia sfilare il pallone a fondo campo e guadagna il calcio d'angolo in mezzo sinistro del Mitici Villanova che sta ormai pregustando la Serie C qui al Barison di Vittorio Veneto. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti del tempo effettivo. 3-1 Mitici Villanova che ancora una volta sta testimoniando il proprio favore sul pronostico nei confronti del Villorba, in quanto ricordiamo che nelle 4 gare disputate Mitici ha vinto la prima gara per 3-2 e poi le altre 3 gare sono terminate in parità. Quindi il Villorba ancora una volta soccombe alla formazione solighese, ai ragazzi di Andrea Gazzola che hanno ancora forza per uscire dalle proprie
la propria area di rigore. Con Morettin che va alla rimessa per Ghezze, il lungo lancio, c'è sempre Zanoni che ha tanto fiato e guadagna la rimessa laterale. Superlativa la prestazione di Zanoni. Con la Bertaston ha coperto tutto il settore di sinistra, sia in fase difensiva che di spinta. Poltran, intanto la segnalazione indica 5 minuti al recupero, ma c'è ancora fiato da spendere, energia per provare l'ennesimo attacco da parte del Mitici. Aggancia Ghezze, il rilancio all'indirizzo di Granello, c'è il fischio di Judufoschi che pesca la Granello in offside, in fuorigioco. Arretra il Villorba mentre l'inquadratura va sul portiere Donadel. Mancino in apertura per la compagna Lorenzon. Ottimo suggerimento per Gazzola in leggero ritardo, comunque si è impegnata nello scatto la Gazzola, testimoniando di essere in partita anche lei, anche se il risultato ormai vede i Mitici prevalere per 3-1. Mitici, Villanova sempre più vicino alla Serie C. Ancora Simeone, scaraventa in avanti il pallone, si schiera a 4 dietro il Mitici per non rischiare. Con l'intervento poi di Ceccato, porta il disturbo Gazzola, cerca il raddoppio, si delinea l'azione sulla destra da parte della Rossi che cerca la profondità, lo scatto di Ghezze, pallone in fallo laterale. Al piccolo trotto raggiunge la posizione per la rimessa con le mani la Zanoni, ancora gioco fermo, conquista campo il Mitici. Zanoni con le mani lascia sfilare il pallone la Poltran, palla che danza sulla tre quarti, è errato il suggerimento indirizzato verso i 16 metri della Donadel che raccoglie il pallone. Portiere del Mitici che si appresta al rinvio, sempre sulla destra per Giovanna Lucca, protagonista del secondo tempo per la formazione del quartiere del Piave. C'è una trattenuta, scatta la munizione per la Morettin, trattenuta. Giovanna Lucca se n'era andata anche in questa occasione, fermata dalla vistosa trattenuta. Momenti dove il Mitici Villanova può rifiatare. Calcio di punizione che si incarica di battere la Rossi, sempre il solito Mancino. Pallone dentro sul dischetto del rigore, alla meglio la difesa del Villorba che rilancia, ma è prontamente la Lucca a recuperare la sfera, indirizzarla per la compagna di reparto, questa volta è l'avanzata Lorenzon, poi combatte a centrocampo il Mitici, rallenta l'ascesa e la scalata di campo della formazione giallo-blu. Puntuale ancora, grande reattività muscolare da parte della Torresin che poi sbaglia l'appoggio, ma dobbiamo dar merito a questa uscita della Torresin. Lato scoperto sulla destra dove si lancia Rossi al centro, il cross arriva direttamente tra le braccia di Donadel. Ormai
si festeggia in tribuna, Mittici sempre più vicino alla Serie C. E poi decide di buttarla lontano la Donadel, ormai si è prossimi ai festeggiamenti. Villorba che prova l'ultima avanzata con determinazione, però il Mittici non dà spazio, non consente l'avanzata, che ora ripropone il numero 5 Bassani con il tiro centrale da parte del Villorba. Energia agli sgoccioli in questa finale spareggio dell'eccellenza regionale. Ottimo l'aggancio, lo stop con l'interno piede di Gazzola, peccato che non abbia trovato il giusto equilibrio. Mentre Donadel rilancia, ormai tutti si attendono il triplo fischio di Yusufovski. Ancora la Lucca a dar disturbo. Rossi, ottimo l'aggancio con il mancino, cercano compagna ma poi va a cercare spazio, si ferma e vince anche questo controllo di palla con il triplice fischio di Remet Yusufovski della sezione A di Mestre. Si conclude questa finale di spareggio per l'eccellenza. Il Mittici Villanova vince quindi questo spareggio per 3-1. Mittici che sale in Serie C e Villorba che deve rinviare la scalata alla categoria superiore. Festeggia i Mittici e con mister Andrea Gazzola tutte le ragazze esultano a questa promozione, una promozione conquistata sul campo da queste ragazze che hanno saputo reggere per 90 minuti, meritevoli del risultato finale, un risultato conquistato in rimonta, ma è meritato l'applauso del pubblico del Barison. Paolo Barrio che tributa l'applauso alla formazione vincitrice di questa finale, mentre a bordo campo c'è la premiazione alla terna arbitrale. Remet Yusufovski, Piran primo assistente e secondo assistenti Sadikai della sezione AIA di Mestre. Bordo campo i componenti del comitato regionale, presidente di Toletto Luigi Frattina, pronti a premiare le due formazioni, la terna arbitrale che ha diretto l'incontro, ma soprattutto il Mittici Villanova. Mittici Villanova, vediamo inquadrato anche mister Andrea Gazzola, protagonista, pilota, skipper di questa formazione che ha raggiunto questa sera la Serie C. Tanto ha festeggiato anche il presidente Pasin, richiamato dalla coreografia che i tifosi hanno portato in tribuna, ma soprattutto gli applausi, l'incitamento alla squadra. Un applauso quindi al presidente Pasin per questa performance dell'intera formazione oggi in casacca bianca. Mentre le nostre immagini vanno sulla terna arbitrale con il presidente Tosetto, mentre premia Luigi Frattina, componente
del comitato. Foto di rito di questa finale, ultima partita, ultimo avvenimento agonistico dell'annata 2020-2021 qui al Barido di Vittorio Veneto, che anche oggi ha chiamato a raccolta oltre 250 presenti. Tanto si procede alla premiazione dell'11 sconfitto sul campo, ma meritevole anche questo Villorba, anche se è andato a corrente alterna la formazione giallo-blu. L'11 di Roberto Meneghello nella prima parte di gara ha dimostrato di avere i requisiti per offrire calcio, ma soprattutto delle buone trame. Forse qualche distrazione di troppo nelle retrovie ha fatto pendere l'ago della bilancia in favore dei Mitici, che ha trovato nel tandem De Martin-Luca il tandem più temuto di questa partita. Gli uomini che hanno risolto il match in 90 minuti e ha segnato al Mitici Villanova, alla formazione del quartiere de Piave, il pass verso la Serie C. Tanto il presidente Tosetto si complimenta con le formazioni che hanno giocato questa splendida finale di spareggio, finale intensa, finale emozionante per i gol, per la successione dei gol, ma soprattutto per la reazione di questo Mitici Villanova, che ha saputo mantenere la calma, ha saputo limare e limitare soprattutto i danni nel momento in cui il Villorba stava dando il massimo e soprattutto stava dimostrando con il proprio gioco spumeggiante, frizzante e lineare di poter comandare le operazioni in campo. Mitici che poi al pareggio su un'errata disposizione di campo della difesa del Villorba. Intanto anche il presidente Tosetto si complimenta con il pubblico, lo ha definito spettacolare per incitamento e passione, ma soprattutto partecipazione davanti a queste ragazze che hanno dato prova di meritarsi la Serie C, ma solo una doveva vincere questo match. Ha vinto il Mitici Villanova, che ora riceve i complimenti e il premio dal presidente Tosetto. Premiazioni che avvolgono un po' tutto il settore tecnico delle due società, premiato anche il presidente Pasin, mentre ben consegnate i due gagliardetti della federazione, ma ora attendiamo solamente il tributo e l'assegnazione della coppa ai due team, al Villorba che lascia il Paolo Barison con la mano in bocca, e quindi ecco il premio per il Villorba al capitano. La manente indica i meriti acquisiti sul campo dalle proprie compagne. Foto di rito anche per il Villorba, che ha vinto in un pari merito a 21 punti il campionato contro il Mitici, quindi giustamente si è preso i meriti della stagione regolare dopo il Covid. Foto di rito con il presidente Tosetto. Un applauso anche per la formazione giallo-blu. Quindi ancora la manente va a ricevere gli applausi del pubblico arrivato da Villorba, e attendiamo ora l'apoteosi con la premiazione delle Mitici Villanova, che attende ora
Vediamo il presidente Tosetto che, unendo le mani a forma di megafono, cerca di far arrivare la propria voce al pubblico seduto ancora sui gradoni del Paolo Barison. E quindi l'annuncio è il Mitici Villanova riceve la coppa del vincitore, il numero 8, la Pillon, e il grappolo formato dalle ragazze che festeggiano questo grande successo con la foto di rito. C'è tanta allegria tra le ragazze del Mitici Villanova. Mitici Villanova quindi che alza il trofeo, e dalla prossima stagione lo vedremo nel campionato di Serie C e lo vedremo ancora su questo campo, il Paolo Barison contro il Vittorio Veneto, altra formazione trevigiana che partecipa alla terza Lega Nazionale. E l'ultima fotografia che merita una cornice sarà la rincorsa, il tuffo verso la Coppa delle ragazze del Mitici Villanova, che salutano così l'ingresso nel campionato di Serie C e danno appuntamento alla prossima stagione con il presidente Pasin che applaudi tutti i sostenitori che hanno seguito oggi qui a Vittorio Veneto la formazione, e come si dice nel dialetto trevigiano, le tose del Mitici Villanova ancora a bordo campo a festeggiare questa magica giornata di sport che chiude ufficialmente la parte agonistica del calcio in Regione Veneto. Questo è tutto, grazie, e attendiamo magari qualche ospite per l'intervista.
dove io? Tranquillo, dici, ti chiedo due cose tecniche, dai. No, ma non devo sentire tutti. Non devo sentire. Andiamo, quindi Giovanna Luca, una doppietta importante perché questa doppietta ha rovesciato la partita. Molto importante. Devo dire che è stata molto difficile come partita. All'inizio eravamo abbastanza bloccate, un po' il caldo, poi il gol secondo me ci ha sbloccato e poi 2 gol importanti, contenta, basta. Nel prepartita dicevo il centro-sinistra del Villanova, del Mitici Villanova, è un attacco devastante. Oddio, c'è una ragazza di esperienza che è l'Adriana, che è molto molto esperta in tutti i movimenti e ci ha insegnato anche noi, quindi ci aiuta. Siamo forti fin là, insieme siamo forti, da sole no. Avete vinto di fisico, avete vinto di tecnica, avete vinto di agonismo perché avete durato per 90 minuti. Sì, agonismo, preparazione, allenamento, costanza, se no non vai da nessuna parte se non c'è anche questo. Assapori la Serie C, sono momenti iniziali questi. Non abbiamo ancora pensato ancora. Il futuro invece? Ma il futuro, adesso aspettiamo di capirci un attimo, intanto ci godiamo la giornata e poi ci penseranno fra 2 o 3 settimane dal futuro. Come si prepara uno spareggio? Ma oddio, non l'ho per niente preparato, però tensione, tecnica, un attimo di pensiero e poi allenamenti. Diciamo che nel prepartita c'era la forza difensiva del Villorba che faceva notare i 577 minuti di imbattibilità dell'Amanente, voi oggi gli avete rifilato 3 gol. E diciamo che l'Amanente non è male come portiere. La difesa secondo me è partito anche un po' il caldo, un po' ha perso anche una pedina importante nel primo tempo, che è bravissima, e quindi dopo secondo me si è perso un attimo e di conseguenza poi noi ci siamo fatte valere. Diciamo che non c'è nessuna da togliere oltre l'8 oggi, però un merito a questa poltrama, ma soprattutto alla Zanoni, devastante sul settore di sinistra. Devastanti tutte e due, devastanti fisico, testa, tecnica, sono bravissime con giocatrici. Donadel in porta, una scelta, un'invenzione del tecnico, un'esigenza, un'emergenza? Un'emergenza, una scelta per dovere, però si è fatta valere e è migliorato un sacco nelle ultime partite, è stata pazzesca e sono molto contenta per quanto difensore centrale secondo me è la migliore. Parliamo anche della partecipazione del pubblico, tanto caloroso, ben citato dall'inizio alla fine. Tanto caloroso, sì, è stato molto d'aiuto per superare questi 90-100 ormai minuti difficilissimi da passare, però è stato bello giocare con questo pubblico qua. Serata da prosecco, pizza o c'è un menù particolare per festeggiare questa promozione? Io penso un po' tutto, tra prosecco, birra, acqua perché bisogna anche un attimo idratarsi, pizza per aiutare un po', però penso un po' tutto. Bene, i complimenti a Giovanna Luca, 8 gol in questa stagione, in questo mini campionato di primavera, i meriti soprattutto a lei e alla De Martin che hanno decretato la vittoria dei Mitici Villanova. Grazie. Bene, con questo è tutto dal Bariso di Vittorio Veneto, concludiamo questa diretta streaming di Veneto Globe per quanto riguarda lo spareggio che metteva in campo Mitici Villanova e Villorba, gara vinta dalla formazione del quartiere per 3-1. Ci congediamo quindi da questa annata sportiva dandovi appuntamento al prossimo anno 2021-2022.